Assessore Pizzimenti, siamo sul ponte di Chiopri, su un'opera attesa da molto tempo che vedrà la luce finalmente per la fine dell'estate. Sì, ho voluto essere oggi presente per capire qual è lo stato di avanzamento dei lavori, mi pare ottimi e soprattutto è un'opera fondamentale e importante per quello che riguarda la Palmanova Manzano. È un'opera di rilievo sia dal punto di vista infrastrutturale ma anche finanziario, perché solo questo ponte qua batte circa 32 milioni di euro, quindi un'opera imponente. Raffaella Perusin, sindaco di Chiopri Spiscone, quest'opera vi mette in collegamento anche dal punto di vista ciclabile con la città di Palmanova. Sì, la cosa che hanno richiesto comunque i sindaci in contemporanea è di poter collegare tutti i paesi e soprattutto di mettere queste strade in sicurezza. Direi che questo è un buon inizio, quello del ponte, e speriamo giustamente nel proseguimento della Palmanova Manzano che venga realizzata il più presto possibile. La sicurezza è importante per tutti, non solo per le auto ma anche per tutti i ciclisti e anche per i pedoni. Gabriele Zanin, sindaco di San Vito al Torre, cosa cambia con quest'opera per il vostro comune? Beh, cambia abbastanza, anzi direi notevolmente, l'aspetto della sicurezza e della viabilità, soprattutto della nostra zona industriale di Nogaredo al Torre, che è una zona abbastanza grandina e forse aveva bisogno di come dire, adeguare l'infrastruttura stradale al volume di traffico, soprattutto pesante, che insiste su questa zona. Ci mette in sicurezza la SP50, ci toglie un incrocio che aveva un semaforo facendo una rotatoria, e questo sappiamo che aumenta notevolmente la sicurezza stradale, quindi diminuiranno anche gli incidenti che prima, nonostante il semaforo, erano abbastanza numerose nell'arco di un anno.